che io abito in un paese piccolo, sì, un paese lo so, di montagna, un paese di campagna. Sì. E c'è anche la grande passione della caccia, sì, che certi hanno. E siccome noi in un paese siamo piccoli, praticamente diventa... Quanti siete esattamente? 128. 128 abitanti. Sì. Quando la squadra del paese gioca fuori casa, sì, che ci andiamo tutti, ci mettiamo un cartello all'ingresso del paese, torniamo subito, perché non c'è nulla. 128, c'è più nessuno. Facilmente rintracciabile chi manca, chi c'è. Sì. E allora io, signor La Rosa, mi sono unito a questo gruppo di cacciatori, quando la caccia è aperta, naturalmente, rispettando tutte le regole, eccetera, eccetera. Sa che c'è chi è contrario, chi è favorevole, non entriamo nell'argomento, eravate a caccia. Mi hanno fatto anche il provino, perché prima di entrare ti fanno il provino. Mi portarono in campagna, in mezzo ai boschi, nella Rosa. Prima mi hanno fatto vedere loro, passavano a cedro, mi già dall'aria mentre cascava, questo è Marvizzo, e ci euro, Marvizzo, applausi, questo è Colombaccio, ci euro, Colombaccio, applausi, poi toccava a mia, sparai, mi partiva uno, che cosa è? Dice, no, del documento para ragioniere, mi disse. Ma come, scusi? Ha ferito un ragioniere, ma... Ferito, però no. Va bene. E quindi ogni tanto ci vado pure io a caccia, però io non sparo. Lei non spara, Visto l'esperienza, io non sparo. Meglio, guarda, allora, io le dico meglio, non le dico altro. Meglio che lei non spara. Allora che cosa faccio io? Io mi rendo utile, signor La Rosa, perché l'occasione della caccia è anche occasione di stare in campagna all'aria aperta, mangiare, bere su un bicchierotto di vino, e io mi occupo di queste cose. Mentre i miei amici se ne vanno tutti a cacciare, io ci dico, e 2:30 ci vediamo qua che faccio trovare arrosto carne, arrosto salsiccia, fazzi cacoccioli arrostuti, di tutto. Lei si occupa del vettovagliamento. Ah, così si chiama? Di mangiare. Di mangiare, arrosti i peperoni ci faccio trovare cunzati. Bravo. Basta. Un giorno, che non me lo posso scordare mai, me lo ricordo, l'ho stampato qua come se fosse domani, me lo ricordo. Ero là che stavo preparando la carne, i salmoiraghi, tutte cose, perché io così faccio come giusto a regola. Scusi, cos'è il salmoiraghi? Cos'è un'azienda di ottica? Che cos'è? La Galileo, salmoiraghi, che cos'è? La Zeiss? Salamariglio, come si chiama? Il salmoriglio, il salmoiraghi. Salmoriglio, un salamariglio. Mi umilia. Ma non umilio, cerco di migliorarla. E allora io stavo preparando queste cose, sentivo i miei amici in lontananza che sparavano, ci stavano divertendo. Arrivato a un certo punto, parlando con rispetto, esseri umani siamo, signor La Rosa, che siamo un robot? No, parlando con rispetto, dovevo fare 2 gocce d'acqua. Scusi, è un modo di dire, lo so, ma 2 gocce? 2 gocce. Perché? Perché io vi faccio 2 gocce e 2 gocce. Faccio 60 votoioni. Se lei moltiplica 60 per 2 gocce, a cui che 3 pisciate precise. Diciamo francamente, scusi se mi permetto... Matematica. Sì, la matematica non è un'opinione. Diciamo che lei ha una strana minzione. Ce lo posso giurare che a minzioni è normalissimo. No, insomma, a 2 gocce è strana, comunque lasciamo perdere. E allora... Non faccio intervenire i medici per ovvi motivi. Primo mi vinne che io mi affronto, signor La Rosa, io magari che vai in un gabinetto di casa mia, la porta la chiudere, è chiaro. Perché se la porta resta aperta mi blocco. Adesso immagina un'aperta campagna, disse che mi metto dietro da pietra e sono ammucciato da qua, e se ti dà spunta a qualcuno, da sopra ci sono di casa, lontano, da ci sono da... Prima e lo stimolo aumentava. Lei cercava un posto e nel frattempo lo stimolo aumentava. Se uno mi metto, poi c'è il problema che quando fai l'uomo, la donna non ce l'ha, quando l'uomo fa queste gocce d'acqua, i schizzi, l'acquazzina, tappizzano tutti i scarti. L'acqua che, scusi? L'acquazzina che fa, tutti i pantaloni. Io mi sforzo di elevare il livello, ma non ce la faccio. E allora che cosa dice? Per prima cosa mi sai i causi e mi sai fino a i pantaloni.
però aveva i cosetti, si mangiano i cosetti. Certo. E allora i cosetti mi inficcai in 3 scarpe, mi sai l'altro pantalone, mi inficcai l'altra e intanto dovevo per forza sempre se mi metto dietro lo staldero, sogno protetto, ma mi vedono da qua. Arrivato a un certo punto che i pantaloni isati fino a qua, le cosette calate, mi affacciai e come era qua preciso. C'era questa specie di salto, mi disse bellissimo, ora mi avvio cassutta, mi metto ognunato un do muro, dacci un osco, caso un do muro, non mi vede nessuno, speriamo che mi sblocco. Nel frattempo, signor La Rosa, che cosa feci? Mi sbottonai i pantaloni, perché già me l'aveva sbottonato, però qua e non mi viene buono, qua non mi viene buono, qua non mi viene buono. Ma cominciai a raffreddare, cominciavo a stranutare, magari io. Cioè, arrivato a un certo punto, mi misi in punta al muretto, disse, ora mi avvio, mi avvio casciuto. Certo. Che c'è? Come che io vuoi preciso, con una mano sola. Dopo che io vuoi dire con cavallo, con il sarbaggio. No, ma da così, mi butto un sacco che c'era un bel prato verde, bello. Morbido, no? Che, no? Non era un prato verde? Come arrivo da sud, ma quale prato? No? Erano ortiche auto tante. Non ci posso credere. A così fitti che pareva prato. Come arrivo da sud, signor La Rosa, che causi isati fino a qua, i cosetti infaccati. Che? I muzzucuni in te. C'erano le ortiche. Mordono. A dica è montuata. È montuata. Io stavo saluto. Io un rodeo preciso. Fermo, buono. Signor La Rosa, col cellulare in te mano. Certo, quello è. Disperato, dolore. In questa situazione di dramma, Carusi passa al Lapone 1. Lapone 1. Se tassa un mi muzzicavo. Guardi, non ci voglio neanche pensare. Se lei mi esenti da questa decisione, non lo so. Fate voi, ognuno pensi quello che vuole. Lì. Nei Paesi Bassi. Lì. Che io, signor La Rosa, ora torniamo un'altra volta, dice chi si vanta, chi si allarga, che io già nasco sproporzionato. Con Domuzzucune. Certo. L'effetto Domuzzucune do Lapone qual è? Caunchia. Signor La Rosa, intanto aveva essere Lapone femmine. Perché fa questa? Perché come muzzicavo si che faceva osservazione. Tutta così. Come mi dà questo muzzucune? Io etto un salto capace mettere frutto da adesso a chianare, a cominciare a fare schigli. Certo, intanto c'era la moltiplicazione. Mostruosa. I miei amici che erano campagne mi intesero a mia che si precipitarono come arrivarono. E come sono combinato, presto portatemi all'ospedale, datemi qualche cosa. Il dolore. Aprono un sportello, signor La Rosa, non ci traseva. Neanche nella macchina. Non ci entravo nella macchina. Meno male che Matteo, un amico mio, stavo portato la macchina chi da con sportello di dietro. Qual è? A Station Phone. Station Phone. La Station Wagon. Station Wagon? Station Wagon? Sarà più. Ci entravo preciso. I causi non mi potevo chiudere più. Stava male. Meno male che chi do cacciatore di grande professione aveva un saccapilo. Mi infeccarono do saccapilo, i saraci nera. Pare che c'era una femmina incinta. Va bene. Cioè, invece ero io. Si precipitarono do paese con fazzoletto da fuori. Io datemi aiuto, datemi qualche cosa. Chi sapevamo, non ero medico, non lo sapevamo, in un paese non ci avevamo stato mai. Visto una croce dalla farmacia, dice presto entriamo qua dalla farmacia, sempre un medico, un fatto di emergenza, mi ha traso dalla farmacia, io non c'era una dottoressa. Io mi vergogno
Ma il medico, dottore, non ha sesso, il medico è il dottore. Io il dottore non ha sesso. Datemi aiuto, datemi aiuto. Il medico dà aiuto, uomo o donna che sia. Datemi qualche cosa. La dottoressa dice, ma non sfaccia tutti questi sgridi, che cosa c'è? Datemi qualche cosa. Chi non capiva perché era cosa capivo lo stesso. Ancora non si era resa conto. Datemi qualche cosa, che mi potete dare, che mi potete dare. Dice, ma io non capisco che cosa succede. Mi cucino a fiocare la cernera, mentre cala Cernera io ci stai dicendo datemi qualche cosa che mi potete dare. Wow! Dida come mi viste, dice senta ci posso dare 2000 euro mesi vitto e alloggio, non li mettere.